Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, noi oggi parleremo di qualcosa che, se avete visto la fotografia, parla di toilette, e non ci rimane altro che vediamo un po'. Ma prima di partire, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegard, al canale YouTube di Marietto Veneziano, e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 di lunedì sera Ildegard e Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico. Eventualmente vi ricordo che Ildegard ha iniziato per un breve periodo, fin quando l'Italia è ancora sotto attacco, una meditazione ogni sera alle 21 per poter costruire un cerchio di fuoco eterico intorno alla nostra sacra patria. Bene cari amici, iniziamo un po' questa pillola, perché viene un po' ultimamente, ecco, diciamo così, il vostro Marietto è stato contattato spesso e volentieri da persone che hanno dei problemi sentimentali importanti con dei soggetti che poi alla fine, parliamoci chiaro, sono dei narcisisti. E ai narcisisti dovete capire una cosa, e deve essere detta ben chiaro e forte: non gli interessa niente degli altri, amano solo loro stessi. Ci sono 3 o 4 tipologie di narcisisti in cui ho fatto una pillola e ne ho parlato abbondantemente, e sono veramente soggetti terribili. Oggigiorno, con l'evoluzione dei social, poi hanno ancora gioco più facile, per il semplice fatto che hanno tantissime amicizie, sparano nel gruppo, e poi quando riescono a catturare 1, 2 o 3 prede, giocano come il gatto con il topo. Sono abilissimi, riescono a mettere nelle persone delle mappe mentali che loro hanno precostituito, e quando a un certo punto loro decidono che non siete più interessanti, vi lasciano, e vi lasciano il 2 di picche. Praticamente vi hanno messo dentro nel vostro subconscio una loro mappa, senza che voi ve ne rendiate conto, perché magari in quel momento voi eravate fiduciosi su quello che lui vi aveva detto, magari vi aveva anche fatto dei bei regali, vi aveva fatto magari delle belle cene, dei bei pranzi, ma poi dopo, alla fine della fiera, come si suol dire, lui scappa, prende qualsiasi tipo di modo per poter svicolare. Magari c'è un periodo di tante litigate, magari poi l'avete anche chiamato in casa e lui a sbaffo non ha mai messo un soldo per l'affitto, non ha mai messo un soldo per il cibo, non ha mai messo un soldo per niente, e poi a un certo punto vede un altro traghetto, lascia il vostro giaciglio e salta sopra un'altra persona. Ci sono tanti casi in cui questi narcisisti hanno sempre fatto i furbi, ma proprio per via di questi social che sparano nel mucchio, e poi quando prendono la loro preda sacrificale la spolpano fino all'inverosimile, no? Quindi cosa succede? Alcune volte arrivano certe persone ormai che sono allo stremo del vostro Marietto. Le hanno tentate tutte, perché? Perché nel loro inconscio, nel loro subconscio, questi narcisisti hanno messo delle mappe, no? Delle mappe segrete, si può dire, che praticamente hanno, come si suol dire, avviluppato, fagocitato la persona. Il 90% chiaramente sono donne, ci sono anche degli uomini in queste condizioni. Allora le soluzioni più semplici che il vostro Marietto Veneziano ha messo a disposizione di tutti gratuitamente sono i circuiti, proprio per tagliare queste pene d'amore o questi legami perniciosi, anche legami che uno si autoinfligge, si automotiva, cioè il narcisista patologico riesce a farvi pensare a voi cose che nella realtà lui neanche è riuscito a pensare e a dire, proprio perché è abilissimo in questi trucchi, è un manipolatore nato. Poi un'altra cosa che si può fare per togliersi da questi narcisisti, da questi sfruttatori, è anche la possibilità di farsi fare dei sigilli planetari che proprio blocchino questi buchi energetici che questo narcisista con la sua manipolazione è riuscito a fare. Poi ci sono la possibilità anche di fare dei riti operativi propiziatori per fare in modo che non si incontrino più soggetti di questa qualità, e se proprio la cosa diventa in un certo senso pesante, che siete stati proprio plagiati, a questo punto allora bisogna intervenire con una bella dagida, bella pesante, robusta, per fare in modo che voi
cambiate veramente, come si dice, il nord, e i punti cardinali devono essere scardinati, perché a questo punto quel soggetto vi ha proprio in un certo senso plagiato. Bene, detto questo, il vostro Marietto per oggi ha finito, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, vi ricordo però che se vi contattate in PVT solo per consulenze professionali, se volete praticamente delle risposte uniche e gratis, potete venire al mercoledì sera alle 20:30 nel canale vostro Marietto Veneziano, che vi accoglierà con il The Guard per delle risposte gratuite fino alle 21, oppure al sabato dalle 15:30 alle 16, oppure dalle 16 alle 16:30 sempre sul canale YouTube di Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!